Euroregione News. Piero Vigutto, il vento tra gli alberi, finalmente a Codroipo. Presentato nella sala consigliare del municipio dal generale Amilcare Casalotto, il romanzo Il vento tra gli alberi con il sindaco Fabio Marchetti e l'apprezzamento di tantissimo pubblico che ha apprezzato anche la decisione di devolvere il ricavato dei diritti d'autore alla Fondazione Cro Aviano Onlus. Piero Vigutto, che di professione non fa lo scrittore ma scrive molti libri. Il romanzo che abbiamo presentato questa sera, Il vento tra gli alberi, è il suo ultimo lavoro. Lui ama definirsi una persona che prende appunti sull'umanità e devo dire che tutto questo viene espresso nel suo lavoro e nelle sue opere. Grazie signor Sindaco per aver ospitato la presentazione del mio ultimo romanzo all'interno della Casa Comunale. È stata una bellissima esperienza, molto partecipata da parte del pubblico, che ha interagito moltissimo con me e con il presentatore generale Amilcare Casalotto, e ringrazio quindi anche la cittadinanza codroipese per avermi dato la possibilità di presentare questa opera a cui tengo particolarmente, perché descrive la nostra terra che amiamo tantissimo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.